Sindaco, domani si va a Roma per parlare delle caserme, cosa succederà e cosa c'è in ballo? Domani è un incontro con il sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano. Mi ha telefonato lui settimana scorsa, quindi io ho subito prenotato per andare giù insieme al nostro architetto Fabris. Andiamo a parlare del tema della caserma Piave. Sappiamo che l'università ha chiesto di poterla utilizzare. Sappiamo che è un tema che interessa anche il conservatorio, interessa quindi anche il comune. Il sottosegretario mi ha telefonato perché senza l'intervento diretto del comune questi tipi di operazioni non si possono fare, quindi io domani vado giù per l'università, anche per il conservatorio, e vedrò quale può essere una soluzione. So che il rettore ci tiene particolarmente, che potrebbe essere un'area da utilizzare per i nostri ragazzi, per i dipartimenti, c'è bisogno di spazio, quindi sono disponibili di trovare una soluzione con il sottosegretario. Certo che con la sua presenza ovviamente io parlerò degli altri temi padovani, quindi del tema Prandina, che quello invece è un tema che stiamo già affrontando da tempo, e anche del tema Romagnoli, anche se anticipo che sulla Romagnoli c'è già stato il passaggio di proprietà all'Invimit e l'Invimit sta già progettando e insieme al Comune di Padova quindi studieremo assieme la distribuzione degli spazi di carattere pubblico. Quindi domani questo viaggio a Roma sarà fatto per parlare di tutti questi temi che penso sono temi importanti, fondamentali della città su cui vogliamo intervenire velocemente.